Allora, intanto buongiorno a tutti. Abbiamo proposto, qui in Veneto c'è solo l'imbarazzo della scelta dei nostri prodotti, degli altri prodotti che abbiamo dell'enogastronomia. Siamo al termine della stagione del radicchio, cominciamo con la stagione degli asparagi e poi tutto il pesce della laguna veneta. Abbiamo fatto dei piatti a base di verdure del territorio, pesce, abbiamo fatto degli asparagi con del branzino qui di valle, su un specchio di rucola, cominciano le prime erbette, le prime cose primaverili da mettere, poi abbiamo fatto degli asparagi gratinati con dell'asiago DOP, molto buoni. A livello del radicchio abbiamo fatto dei risotto al radicchio abbinato all'amarone, ottimo prodotto in questa stagionalità che oggi sta piovendo e ancora se ha piacevolezza di mangiare dei piatti ancora un po' diciamo invernali. Ecco, certamente non è un problema abbinarli al vino. No, assolutamente, e con la scelta dei vini che abbiamo è la scelta di capire quale vino abbinare. Qui possiamo spaziare in qualsiasi tipologia di piatto perché abbiamo talmente grandi vini in Veneto che è facilissimo l'abbinamento. So let's go and have some fun. I got something for you, babe. Let me get you educated with these vibes and southern groves. We'll be waiting up for you. So much energy can take it. We got what it takes. Certamente, ma dice bene l'olio italiano, ma le denominazioni d'origine, che sono delle piccole nicchie delle perle di tutta Italia, stanno facendo da padrone perché stiamo producendo poco ma di altissima qualità e chi si approccia all'olio a denominazione d'origine protetta ne basta poco perché è non solo un condimento ma un alimento, basta poche gocce su un piatto per risaltarne ed è questa la grande forza delle denominazioni d'origine protette in tutta Italia. Io le rappresento, sono onoratissimo, ma la cosa bella è che in ogni regione d'Italia veramente non servono grandi quantità, effettivamente la stagione è stata difficoltosa, lo si sa, c'è stata una perdita di produzione, di resa anche in olio extravergine, però chi produce a denominazione d'origine protetta è riuscito comunque a preservare quelle caratteristiche e a metter via l'olio per i suoi consumatori perché è impagabile avere un filo di olio buono di condimento proprio per chiusura del piatto. Un piatto con una bella tagliata rucola e grana non serve ungerlo, serve proprio condirlo con un filo e quindi basta poca quantità ma altissima qualità. Servendo colombe profumate, fantasiose, di spirito e gusto, non si può che venire qui e trovare soddisfazione per il palato, per la mente e per il cuore. Lavorare con gusto, la cosa essenziale è fare quello che ci piace, cercare di perseguire un obiettivo in funzione delle nostre capacità. Io ho avuto la fortuna di fare un lavoro che mi piace e poter esprimere me stesso, quindi io sono nato in azienda, ho fatto esperienze all'estero, quindi avevo il maestro, però volevo qualcosa di più. Dopo varie esperienze sono tornato a casa, ho preso in mano l'azienda di famiglia e ho potuto esprimere tutto quello che mi passava per la mente. Questo è il segreto, cercare di esprimere se stessi in qualcosa nel quale crediamo e possiamo dare agli altri, quindi al nostro cliente, tutto noi stessi. Questa è la fortuna che io ho avuto e che spero di poter dare ai miei figli e che auguro a voi.